Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco, benvenuto sindaco Trentino. Buongiorno. Facciamo un po' in anticipo gli auguri di buon Natale, visto che la vigilia è alla fine di questa settimana. Abbiamo un paio di belle notizie anche, ma qualche però. Allora, cominciamo subito con la prima. Oggi ha accolto 38 nuovi autisti dell'azienda dei trasporti, la MTS, che però andranno a sostituire personale andato in pensione. Dunque chi sperava che questo significasse un aumento delle corse, meno attese alle fermate, è andato deluso. Beh, questo è un paradosso, nel senso che gli autisti sono sufficienti per le esigenze del servizio anche nel caso in cui aumentassimo le corse. Abbiamo anche i mezzi per aumentare le corse, non abbiamo le risorse per farlo, stiamo cercando di rimodulare il contratto di servizio con AMTS, cercando di trovare qualche risorsa economica in più da dare appunto all'azienda in modo da estendere il numero di chilometri percorribili. Però lo vedremo solo in questi prossimi giorni, una volta che sarà definito lo schema di bilancio previsionale. Bene, quindi abbiamo speranze per l'inizio d'anno. Non illudiamoci, però chiaramente ci stiamo lavorando. Grazie Sindaco anche per questo. Adesso un'altra domanda che già le avevamo fatto, ma le chiediamo un aggiornamento, diciamo. Ci sono novità sul caos di via Santa Sofia, dove un imbuto blocca macchine, mezzi di soccorso diretti al Policlinico? Lei ha presenziato ad alcuni sopralluoghi recentissimamente. Avete deciso qualcosa? No, ha presenziato in particolare il vice sindaco, anche perché ha la delega. In ogni caso ho parlato fino a qualche giorno addietro con il direttore generale, il dottore Sirna, perché condividevamo il fatto che dobbiamo trovare una soluzione per l'accesso ai parcheggi del Policlinico, perché il vero tappo si forma in conseguenza delle file delle macchine che devono accedere a quelle aree di sosta e non c'entra il Comune, però il Comune deve vigilare affinché non ci sia la sosta selvaggia sulla sinistra della carreggiata e per questo c'è una pattuglia della polizia locale che molto spesso fa servizi di presidio per evitare questo. Sarebbe più opportuno cercare di studiare una viabilità alternativa nella definizione delle singole corsie di marcia, magari creando una corsia apposita ove possibile per le ambulanze e per i mezzi di soccorso, per evitare che questi questo sarebbe l'ideale, mi sembra. Sì, ci stiamo lavorando, non è facile. Beh, questa comunque è una prospettiva importante e interessante e la ringraziamo anche per avercela anticipata. Adesso parliamo di via Barraco, perché questo è un successo suo personale. Dopo 20 anni di attesa è stata aperta al traffico la nuova parallela al lungomare. Anche per chi da tempo non abitava a Catania si trova con questa bella sorpresa, e quindi la strada servirà a snellire il traffico diretto a Piazza Mancini Battaglia con tutte le conseguenze del caso. Vediamo rapidamente un servizio di Tonino De Mana. Ore 11:23 del 22 dicembre 2023. Il sindaco Trentino in scooter fa da apripista alla prima auto che percorre via Barraco, che dopo 20 anni viene inaugurata al transito, dando respiro a Piazza Mancini Battaglia ed aprendo ad un altro step, quello di pedonalizzare per intero il lungomare. Una svolta epocale per la viabilità di Catania, soprattutto per il borgo marinaro di Ognina. L'accelerazione decisiva arriva nel luglio scorso e in piena estate che il neoinsediato sindaco Trentino sblocca l'iter ed avvia un cantiere fermo da decenni. Dalla circonvallazione all'altezza del ponte ferroviario si attraversa parzialmente in sopraelevata la zona Rotolo-Ognina per sfociare alla rotatoria Sant'Agata di via del Rotolo, dopo aver percorso 500 metri nuovi di zecca che consentono di snellire lo storico ingolfamento di Piazza Mancini Battaglia. Un'altra struttura consegnata alla città dopo 20 anni è importante per snellire il traffico veicolare che si crea nel borgo su Piazza Mancini Battaglia. Nel corso della mattinata è stato presentato il progetto di sviluppo dell'intero borgo di Ognina, che sarà realizzato con fondi ministeriali ed europei. Beh, questa è una bella soddisfazione sua personale, un po' oltre che dei cittadini catanesi naturalmente. Guardi, io sono per mia natura poco incline a rimanere soddisfatto per il compimento del mio dovere, nel senso che abbiamo provato a recuperare parte del tempo
enorme perduto su quest'opera, diciamo, perché dopo 20 anni non posso neanche dire beh, siamo felici di aver aperto 500 metri di strada. Però, come ho detto questa mattina al momento dell'apertura, io guarderei la parte positiva, cioè a dire il fatto che oggi è inizio un nuovo processo di definizione e pianificazione urbana del lungomare. La vera efficienza dell'amministrazione si misurerà sulla realizzazione della corsia, della carreggiata opposta nell'altra direzione, perché ne stiamo accelerando la definizione del progetto attraverso i nostri progettisti. Abbiamo già chiesto il finanziamento e su quello vedremo se bisognerà aspettare 20 anni o, come penso io, solo qualche mese. Solo qualche mese. Sì. Ma le posso chiedere perché abbiamo dovuto aspettare 20 anni invece per quello? Guardi, ho detto non voglio fare processi al passato. Sicuramente ha inciso la difficoltà, lo svuotamento progressivo degli uffici del comune, la mancanza di progettisti, tutta una serie di incalli. Io, quando mi sono insediato come assessore della Giunta Pugliese, ho trovato subito il problema degli isolatori sismici che non erano più a norma, allora abbiamo dovuto individuare le risorse per comprarle e poi sostituirle attraverso il sollevamento del viadotto. Insomma, tutta quanto una serie di operazioni che abbiamo provato ad accelerare quanto più possibile. In passato si era fatto poco, però ripeto, non guardiamo il passato, cerchiamo di guardare il futuro, apriamo una nuova pagina, perché altrimenti significa che noi stessi rimaniamo ostaggio di certi retaggi che in qualche modo hanno condizionato la crescita di questa città. E allora dobbiamo essere bravi a misurarci sulla capacità di realizzare le opere in minore tempo e non essere pertanto vittima di questa visione che molto spesso crea anche ragioni di inutili polemiche, perché poi, leggendo certi commenti, e si vantano anche di aver aperto questa strada. No, non ci stiamo vantando. Abbiamo creato la premessa per liberare il lungomare, questa è la notizia importante. Perfetto. WhatsApp per i vostri commenti, domande alla sindaco in diretta, 342 74 55 005, come vedete sulla destra del teleschermo. La mail è quella lì, sicilia24focus@telecolor.it. C'è anche una notizia importante che viene da Roma, dal Parlamento, la diremo fra pochissimo, subito dopo la pausa. State con noi, l'appuntamento col sindaco continua. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, in diretta a rispondere alle vostre domande e anche alle nostre. C'è una notizia fresca che arriva da Roma. Nella legge di bilancio appena approvata in Parlamento ci sono due articoli molto importanti per Catania, che hanno sostenuto in particolare il sottosegretario Mantovano, ma anche la stessa Giorgia Meloni, in piena sinergia con lei. Il comune di Catania riuscirà non solo a gettarsi definitivamente alle spalle il dissesto, dice Salvo Pogliese di Fratelli d'Italia, senatore che è stato sindaco di Catania, come sapete, grazie a un contributo statale di 150 milioni di euro, 10 milioni all'anno, erogati dal 2024, quindi fra pochi giorni, fino al 2038. Non solo, potrà anche avviare assunzioni a tempo indeterminato, contrastando così la cronica mancanza di personale che da tempo lo affligge. Sono due provvedimenti molto positivi. Sì, assolutamente, sono stati oggi approvati dal Senato. Per me non è una notizia nuova, nel senso che è stato il frutto di un lavoro con la nostra deputazione, con il sottosegretario Mantovano, che è stato preziosissimo in quanto delegato dalla Presidente Meloni, frutto anche di una grossa mano d'aiuto che ci ha dato l'ANCI nazionale. Io sono sempre incontentabile, avrei desiderato anche altri interventi, però è un ottimo inizio. Sì, però le devo dire, sindaco, che il capogruppo del PD al comune, il suo rivale Maurizio Caserta, ieri intervenendo sulla Sicilia ha detto: ma non è che con 10 milioni per 15 anni si salva Catania. Ecco Caserta al nostro microfono. A 6 mesi dall'insediamento dell'amministrazione comunale alcune questioni restano irrisolte, ce n'è una sopra tutte, che è quella degli equilibri finanziari di questa amministrazione. Noi non sappiamo, forse tutto è legato alle decisioni del governo nazionale, se riusciremo a uscire dallo stato di dissesto così come era stato programmato, oppure dovremo restarci ancora per un po'. Come sappiamo, questo provoca dei vincoli molto forti all'azione dell'amministrazione, ma
questo è il primo problema, ma ce ne sono mille altri e basti per tutti il riferimento alle infrastrutture. L'infrastruttura aeroportuale, le infrastrutture fognarie, le infrastrutture idriche, l'infrastruttura ferroviaria. E qui c'è un elemento interessante. Noi abbiamo da una parte un governo nazionale che ci prospetta una grande operazione, quella del ponte sullo stretto. Abbiamo un ponte ferroviario in città, noto in città come gli Archi della Marina, che ha un vincolo di sicurezza di rete ferroviaria italiana che è pieno di attività al suo interno. Mi chiedo, forse è più facile sgomberare i consultori che una profittevole attività di frutta e verdura. Queste sono le sfide che ancora l'amministrazione non ha raccolto. Manca il tempo? Non direi, perché occorre fare un programma di lungo termine per queste e per le amministrazioni successive. Se vogliamo che questa città riesca veramente a rilanciarsi, bisogna proiettare lo sguardo su tempi lunghi e cominciare seriamente, con gradualità, con attenzione, con rispetto a programmare gli interventi sulle cose fondamentali che permetterebbero a questa città di diventare come qualsiasi altra città europea, e ancora non lo è. Così Maurizio Caserta, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale, all'opposizione. Ma stava parlando di Catania? Perché? No, perché francamente chi si loda si sbroda. Non devo essere certamente io a ricordare tutte le cose che abbiamo fatto. Quasi ogni giorno c'è l'inaugurazione di una nuova opera pubblica, l'inizio di un nuovo intervento, la comunicazione di una nuova fase di programmazione. Quindi da parte di chi fino adesso ha preso posizione solamente per legittimare l'abusivismo commerciale, lamentandosi per il fatto che la nostra polizia locale è intervenuta per sgomberare delle aree abusive vicino al mercato delle Pulci, e nello stesso tempo l'abusivismo di chi aveva occupato un immobile senza titolo, anche allacciandosi alla nostra rete elettrica, quindi non in modo conforme alla legge, mi sembra un poco stravagante. Ecco, io mi limito a dire, se vogliamo passare alla fase costruttiva, aspettiamo di verificare il bilancio che cosa prevede, per avere le risposte che il professore Caserta, che peraltro ha specifiche competenze in materia, desidera conoscere, e dopo ci confronteremo su quelle. Quello che mi dispiace è quando poi, per carità, comprensibili giochi della politica, si finge di non vedere quello che c'è, ma non è che tutti quanti i catanesi hanno il prosciutto negli occhi, e allora si può spegnere la luce, diceva Manzoni, per non vedere quel che non piace, ma non per vedere quel che si desidera. Si è inventato una realtà a suo uso e consumo, ma credo che i catanesi siano in grado di misurarsi su quello che stiamo facendo. Non vuole rispondere a nessuno dei punti, se vuole gliene dico qualcuno. A disposizione. Per esempio la rete fognaria e la distribuzione dell'acqua. Allora, rete fognaria e distribuzione dell'acqua. La rete fognaria, c'è il commissario per la depurazione di nomina ministeriale che si è insediato e si sta occupando di questo. Per quanto riguarda la gestione dell'acqua, c'è in fase in questo momento con i sindaci della città metropolitana ci stiamo confrontando abbastanza con molte sollecitudini sul passaggio al gestore unico, sulla verifica di alcuni presupposti che ritengo siano indispensabili, come la definizione del nuovo piano d'ambito per poter correttamente programmare. Poi sentivo il riferimento alla rete ferroviaria. Abbiamo già definito le premesse per la definizione del protocollo d'intesa con l'RFI per l'interramento della stazione centrale. Sono tutti interventi infrastrutturali che non competono al Comune, però se vuole diciamo che competono al Comune. Il problema del chiosco sotto... Ecco. Per quel che a me risulta, è stato sequestrato più volte e il TAR ha sempre disposto la restituzione. Quindi non ho mai attenzionato le ragioni per le quali è stata disposta la restituzione. Quindi verificherò. Ma l'avevate deciso voi di... No, in passato è stata più volte sequestrata quell'attività. Verificherò se ci sono ancora delle criticità, perché neanche a me piace quel chiosco assolutamente, è zona di demanio, quindi però voglio capire se effettivamente ci siano dei diritti consolidati che poi vengono garantiti. Certo. Ci siamo fatti un po' di amici, Sindaco, mentre parlavamo, no? Quelli del chiosco, mentre stavamo dicendo. Ma sai, io perseguo un solo obiettivo, che è quello che poi desidero perseguire anche i catanesi, cioè dire la cultura della legalità e il rispetto di essa.
Ma lì Caserta dice, sono le ferrovie che dicono che non dovrebbe starci lì sotto, e questo è importante, è vero, cioè per la solidità e la sicurezza del ponte, quello che noi chiamiamo l'archi della Marina. Ma che, francamente avevo letto questa cosa, ma mi perdoni, sarà per un mio limite, ma continuo a non capire in che senso attenta alla sicurezza, perché eventualmente vendendo frutta gli odori delle mele possono in qualche modo creare disturbo al macchinista. Quindi lei smentisce che ci sia un rapporto fra sicurezza e questo? Assolutamente sì, anche perché per la semplice ragione, se ci fosse un problema di sicurezza, ovviamente agirebbe non il Comune, agirebbe immediatamente RFI e Ferrovie dello Stato. Certo. Quindi mi sembra una conclusione abbastanza intuibile. Chiarissima la sua risposta. Un'ultima cosa, Sindaco, che dice Caserta, ma che interessa un po' tutti noi. Com'è finita con l'aeroporto? Perché Caserta dice che usa parole pesanti e dice che lì alla fine c'è stata solo ipocrisia e becero calcolo politico, sto citando, ma lì all'aeroporto come è finito? Perché lei è stato uno dei critici, diciamo, per la gestione dopo l'incendio, eccetera. Sono d'accordo sul fatto che certe affermazioni provengono da becero calcolo politico, però mi riferisco a quello che ha scritto Caserta, non certamente al mio. Io fino all'altro giorno in Consiglio Comunale ho detto che avrei sperato che l'amministratore delegato si dimettesse, in quanto gli strumenti giuridici per poterlo rimuovere sono praticamente spuntati. Abbiamo assunto un'iniziativa di denuncia col collegio sindacale, il quale ha ritenuto non ci fossero i fondamenti per stabilire vi fossero stati degli inadempimenti nella gestione dei fatti dello scorso luglio. A questo punto io è chiaro che non posso fare le battaglie di Don Chisciotte contro i mulini al vento, ho un dovere di responsabilità. Il 28 siamo stati convocati per un'assemblea dei soci in cui ci prospetteranno il nuovo piano di sviluppo dell'aeroporto di Fontanarossa, e io già ho detto all'amministratore delegato dottore Torrisi che ritengo sia doveroso comunicare questo piano di sviluppo alla città intera venendo in Consiglio Comunale a spiegarlo, perché credo che sia il passaggio assolutamente più trasparente. Cosa le ha risposto Torrisi? Ma chiaramente ha detto che aspetta di essere convocato, penso si metterà a disposizione. È il 28 che farete questa? Il 28 ci sarà l'assemblea dei soci, sì. Bene, fermiamoci qua per quanto riguarda l'articolo polemico di Caserta, è il capogruppo dell'opposizione. Quindi mi piacerebbe che ci fosse anche la parte costruenza, che io non vedo, comunque non... La parte, scusi? Costruenza, costruttiva. Ah, sì. No, non c'è, perché dice che l'ha sentito, è inutile che glielo ripeto io. Allora, invece adesso tocca a voi, i vostri WhatsApp e le vostre mail. Avete qui gli indirizzi 342 74 55 005. Cominciamo a leggere. Buongiorno, vorrei segnalare le condizioni disastrose dell'asfalto, mi devo chinare perché è un po' piccolino, di tutta la via Duca degli Abruzzi e il buio che avvolge piazza Giovanni XXIII alla stazione. La rotonda e l'intera strada che costeggia la rinnovata piazza Europa, il tondicello della playa e con tutte le torri faro perennemente spente. E allora, se magari non leviamo il messaggio, così provo a rispondere a tutte le domande. Per quanto riguarda le condizioni disastrose dell'asfalto di tutta via Duca degli Abruzzi, ne abbiamo parlato l'altra volta. Magari fosse solo via Duca degli Abruzzi sarei un pochettino più confortato. Purtroppo la condizione del nostro manto stradale non è assolutamente ottimale. Fino adesso abbiamo avuto il problema della mancanza di risorse, dicevo la scorsa puntata, per la manutenzione strade. L'assessore Petralia devo dire che sta svolgendo un lavoro straordinario nel individuare delle possibili risorse da mettere a bilancio per l'anno successivo. Saranno molti gli interventi, non potremmo soddisfare tutte le esigenze, però sicuramente qualche cosa faremo. Ma questi soldi di cui abbiamo parlato prima serviranno? È un discorso diverso. Perché i 10 milioni l'anno è per andare a ridurre la massa passiva, quindi è per il passato, non per il futuro. Sul tema delle torri faro di piazza Giovanni XXIII io non vorrei ricordare male, ma credo che là si stia attivando o Wind o comunque un altro ente telefonico che è gestore. Credo di ricordare così perché sulle torri faro più volte chiedo e quindi non vorrei confondermi, mentre per quel che concerne il tondicello della playa, le torri faro, la città metropolitana, quelle competono alla città metropolitana, che si è attivata chiedendo all'Enel di ripristinare immediatamente la funzionalità delle stesse. Questo l'ha già fatto? Sì, certo, e la città metropolitana, certo, incalziamo continuamente l'Enel. Infine, per quanto riguarda la strada che costeggia la rinnovata piazza Europa,
Può sembrare strano, ma c'è una difficoltà tecnica perché pochi centimetri sotto il manto stradale c'è la galleria della ferrovia, quindi bisogna eseguire dei lavori, ma bisogna farli con molta attenzione per evitare ovviamente di compiere dei danni. Però anche su questo, credo che si chiami via Zoccolanti se non ricordo male, abbiamo chiesto di intervenire tempestivamente a Enel, perché noi non possiamo da un lato riqualificare Piazza Europa e dall'altro lasciare la strada che la costeggia al buio. Quindi adesso attendete un intervento dell'Enel? Sì. Vediamo un po' altri vostri messaggi. Via Romeo, la parallela di Santa Filomena, è diventata una discarica di rifiuti. La prego di attenzionare questa strada perché ci siamo tantissimi B&B e mi creda è uno spettacolo devastante per i clienti di queste strutture ricettive. Grazie signor Sindaco, buon Natale. Direttore, è il solito tema. Oggi camminando con lo scooter mi rendevo conto che tutti i problemi alla circolazione stradale dipendono solo dal mancato rispetto delle regole. La stessa cosa per i rifiuti. Ieri camminando a piedi in Viale 20 Settembre alle 18 c'era una notevole quantità di rifiuti fuori da un condominio. Li ho presi e li ho buttati dentro il condominio facendomi vedere alla telecamera proprio per far capire che non si devono permettere. Se tutti rispettassimo le regole non ci sarebbero questi rifiuti. Peraltro mi permetto di dire che molte volte ho la preoccupazione che possono venire anche da certe strutture ricettive, magari non è il caso di Via Romeo. Noi stiamo facendo di tutto. Io ho chiesto di convocare, ho chiesto alla direzione ecologia di individuare i 5 condomini più critici nella gestione dei rifiuti, di chiamare gli amministratori, chiedendo loro di convocare delle assemblee di condominio fra Natale e l'Epifania e ci vado io alle assemblee di condominio a parlare con tutti i condomini. Io più di quello che sto facendo, giuro, non so cosa potrei fare. È incompiabile, però l'ultima cosa che le chiedo, perché vedo che il tempo a nostra disposizione è finito, lei invoca giustamente spesso il senso di responsabilità, il rispetto delle regole, ma se non ci sono i controlli e le sanzioni, a che serve? Allora, abbiamo parlato l'altra volta del fatto che adesso è reato e quindi potremmo procedere a sequestri. Sono più di 1000 al giorno i conferimenti irregolari. Teoricamente, se avessi 500 uomini e facessimo 1000 rapporti alla polizia, all'autorità giudiziaria per comunicare la notizia di reato, sostanzialmente la procura di Catania chiuderebbe solo per dare risposte a noi. Quindi è giusta la sanzione, ma bisogna agire sulla prevenzione. Ribadisco che c'è un progetto di comunicazione che a marzo sarà divulgato perché è sotto lo studio dell'Accademia di Belle Arti, che ringrazio per quello che sta facendo, però ciascuno di noi dovrebbe seguire le buone regole e fare fuori quello che fa a casa. Le case nostre sono pulitissime, sì, ma rispettiamo anche il suolo pubblico. Benissimo, ci fermiamo qua, grazie Sindaco. Quando ci possiamo rivedere? 29 o 5 gennaio? Cosa preferisce? Io direi il 5 gennaio perché il 29 forse devo andare a Palermo per incontrare alcuni funzionari regionali. Quindi, cose buone in vista? Più che altro sollecitazioni affinché poi si possano fare cose buone. Beh, allora facciamo il tifo per il suo incontro con i funzionari regionali. L'appuntamento con il sindaco quindi è rinviato all'anno nuovo, che poi sarà il 5 di gennaio. Però mi consenta di fare gli auguri a tutti quanti i telespettatori perché sia un Natale di conforto, di riparo, di luce e che sia un 2024 di migliori prospettive con quella capacità di reazione che già i catanesi stanno manifestando. Grazie al Sindaco Trentino, ci rivediamo con l'appuntamento con il Sindaco il 5 di gennaio. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Buongiorno.